buonasera a tutti. Abbiamo così deciso di accogliervi in questa serata di presentazione del volume Contagio, richiamando un trailer con cui ci eravamo annunciati ormai 2 anni fa abbondanti, ed era appunto così il momento in cui non serve che io racconti adesso a grandi linee in che momento questo progetto si è sviluppato ed è stato posto in essere. Lo faremo via via nel corso di questa serata. Quindi io per cominciare vorrei chiamare qui a salutarvi il nostro assessore Roberta Garbuio e poi altre persone che hanno contribuito a rendere possibile la realizzazione e del progetto e del volume. Grazie direttore, buonasera a tutti. Io ovviamente porgo a voi i saluti del sindaco e dell'amministrazione tutta. Ringrazio il direttore Melchiorre per l'ottimo lavoro che ha svolto sia in fase di esecuzione della mostra e sia per questo magnifico catalogo, o meglio, doveva essere un catalogo, ma che alla fine è risultato, se avete avuto modo di vedere, un vero e proprio libro espositivo, libro mostra. Un libro che parla di una mostra che noi scherzando dicevamo, penso sia la mostra che è stata aperta il periodo più breve, perché è stata aperta per 1 settimana e poi è stata chiusa, e dopo alla fine finalmente nel 2021 abbiamo potuto renderla visibile a tutti i visitatori. Una mostra che ha avuto secondo noi un significato straordinario, nel senso che ha dimostrato come se nel 2020 allo scoppio della pandemia ci ha lasciato tutti un po' basiti e fermi, bloccati, abbiamo visto quante similitudini c'erano con il comportamento durante la peste del 1500-1600. Quindi veramente una mostra straordinaria e anche altrettanto il catalogo. Ringrazio ovviamente gli ospiti, Don Paolo Barbigian anche per i prestiti che ci ha fatto esposti nella mostra, il Comune di Treviso, Paolo Malagutti per la presenza e il professor Veronesi anche per essere qui con noi oggi. Io vi auguro un buon pomeriggio e lascio la parola a voi. Ecco. Chiamerei adesso Lucio Gazzola del Rotary, grazie al quale questo volume ha visto la luce, che a un certo momento in cui diventava difficile. Grazie direttore, un saluto a tutti i presenti, un saluto anche all'amministrazione comunale, certamente, un grazie per aver sempre organizzato anche questi eventi che sono veramente interessanti. Un plauso anche a te, Matteo, perché questa iniziativa, se non sbaglio, nasce per una tua voglia di scoprire, per una tua voglia di non dimenticare un periodo della nostra storia. Quindi un plauso ancora su questo. È stato un periodo difficile per tutti, abbiamo vissuto un incubo, direi. Se ci avessero detto 2 anni prima che non saremmo più potuti uscire a visitare i nostri cari, non ci avremmo creduto noi. O se ci avessero detto che dovremmo aver dovuto indossare una mascherina e dei guanti per poter andare anche al lavoro oppure uscire di casa, non ci avremmo creduto. E se ci avessero detto che dovevamo restare chiusi in casa per decreto, non ci avremmo creduto. Quindi è stata veramente un'esperienza da incubo, ma insomma l'abbiamo superata e quindi devo dire che il Rotary International ha lavorato molto su questo, ha dedicato veramente tanto tempo e anche come sovvenzioni sono state date, contribuite su spese fatte per oltre 27 milioni di dollari, perché il Rotary International ragiona in dollari, quindi oltre 27 milioni di dollari dati a livello mondiale. A livello distrettuale, il Rotary a livello distrettuale comprende le Friuli, Trentino, Veneto. Abbiamo avuto tra i nostri soci una grande adesione per partecipare a questi aiuti che c'erano allora, quindi 800 tra medici e addetti ai lavori, per capirci, hanno dato il loro contributo volontario
in quell'anno, in quel periodo della pandemia. Quindi un grazie per tutto questo, un grazie per non dimenticare, perché noi non dobbiamo mai dimenticare la storia. Tu stesso mi dicevi che hai fatto una ricerca che parte dal 1500, diceva l'assessore, quindi negli archivi della biblioteca c'è storia, e questa storia rimarrà anche per il futuro, quindi per non dimenticare. Noi abbiamo dato il nostro contributo. Grazie. Ecco, naturalmente il libro è un libro perché c'è stato un editore di Antiga Edizioni, che ci ha sostenuto, e che io chiamerei Michele Antiga, che è qui, se vuole dire, se non altro, o prendersi un applauso, come vuole. Buonasera a tutti. Allora, sono io che ringrazio Matteo, ringrazio Damiano Fraccaro, Giulio Favotto, che sono le persone che mi hanno portato fisicamente da Matteo, quindi ho avuto il piacere e la grandissima sorpresa di vedere questa mostra. Il libro è un segno tangibile, concreto e, se vogliamo, anche di come anche noi, sia come casa editrice, verso i progetti editoriali e culturali che appoggiamo, sia per diciamo il tipo anche di pubblicazioni che noi realizziamo, ma soprattutto perché un libro, quindi fissare tutta la ricerca che Matteo ha svolto con il grandissimo lavoro ovviamente delle persone che poi hanno permesso anche l'allestimento di questa mostra qui a Castelfranco, è importante, perché in un tempo così veloce, e la pandemia ha sottolineato, evidenziato tutti i nostri limiti e le nostre difficoltà, soprattutto nella parte anche di socialità, lasciando da parte quella sanitaria, ecco, prendersi del tempo, andare piano, avere tra le mani un libro, leggerlo, rileggerlo e capire anche come dalla storia si può imparare, ma anche, se impariamo, vuol dire andare avanti e non ripetere gli stessi errori da un punto di vista, se vogliamo, più di atteggiamento. Ecco, l'idea per noi e il supporto dato a questo progetto ha questo senso, l'abbiamo fatto con questo animo, e devo dire che proprio anche tutte le fasi di progettazione poi del libro, che pure sì, di fatto chi ha in mano il libro, è vero, tiene in mano la mostra, possa essere veramente un segno importante per quanto riguarda una presa di coscienza del tempo. Quindi io ringrazio anche Paolo, i presenti, e soprattutto tu. Grazie. Dunque, a questo punto era un periodo così, quello quando questa mostra è stata pensata, che si doveva usare il mezzo digitale, e quindi in questa mostra c'è stata tutta una fase di costruzione, di creazione di contenuti che abbiamo veicolato attraverso il web, e uno dei primi è stato quello che verrà lanciato adesso. Io non volevo che venisse fatto, perché con quei bisogna sistemarsi almeno i capelli prima di fare un video così, però Luca. Just your mouth, just your love. La biblioteca era vuota, sospesa, irreale. Camminavo tra i tavoli e gli scaffali da un piano all'altro, meravigliandomi di quel vuoto imposto e disorientante. Poi mi sono spinto oltre la porta dell'archivio. Volevo cercarvi più antiche sospensioni, più antichi vuoti, gli anni delle pesti, delle epidemie, dei contagi. Volevo vedere come andassero le cose in tempi lontani, ma divenuti in pochi mesi assai meno lontani. Ho sfogliato registri, aperto buste, sciolto filze, srotolato mazzi, e le carte della peste, una dopo l'altra, numerose, sono venute fuori dal loro buio. Mi è parso di intravvedervi parole, logiche e preoccupazioni
della nostra quotidianità impensabilmente stravolta. Questa mostra è nata così, un percorso nel passato per comprendere che nell'agire e nel pensare umano qualcosa cambia e qualcosa, invece, si ripresenta e perdura. My beloved, Questo è proprio il momento, diciamo, è andata letteralmente così, con questa biblioteca vuota e un archivio da esplorare. Ora, per presentare questo libro si potrebbero prendere diversi tagli. Io ho chiesto a queste persone che stimo moltissimo di partecipare a questa serata di presentazione, perché ciascuna adotterà un linguaggio che è uno dei linguaggi che noi abbiamo cercato di inserire in mostra. Ve li presenterò fra poco. Prima però vorrei dire qualcosa sul gruppo di lavoro che ha portato a questa mostra, a questo libro e questa esperienza, che è scoccato letteralmente qualcosa tra queste persone con cui ho avuto il piacere e l'onore di collaborare, come si può dire, per patti di funzionamento burocratico. Non nominerò per nome tutto il personale della biblioteca e del museo dell'archivio, che si è speso veramente con tanto cuore, tanta passione nel creare e costruire questa mostra. Poi veramente è stato un gruppo di persone che ha portato le proprie competenze, le proprie idee, il proprio spirito creativo, la propria forza di volontà anche in certi momenti, e ricordarli tutti è veramente una cosa che normalmente si farebbe con il colophon, no? Nel catalogo, nelle mostre c'è questo spazio in cui si ricorda veramente tutti, ma io proverei quasi ad andare poi un po'. Vorrei ringraziare assolutamente Giulio Favotto vorrei quasi dire, direzione creativa di questa mostra. Giuliana Zanella, che è l'architetto che si è occupato dell'allestimento. Enrico Gatto, che era qui come stagista e è stato letteralmente più che un braccio destro nelle esplorazioni d'archivio. Poi è entrata anche Alice Vivian, che è un'archivista, che pure ci ha aiutato nella gestione complessa anche di questo materiale e poi nell'atto, come si può dire, proprio di composizione redazionale del libro, di editing vero e proprio. Damiano Fraccaro, dello studio Ozium, che ha ideato questo libro con questo linguaggio, con queste forme, che ha fatto l'operazione complessa di tradurre un'idea che noi avevamo avuto per essere visibile in uno spazio, in una mostra, in un libro. Questa è l'ennesima conferma di quello che sa fare. E poi ci sono tante altre persone che ci hanno aiutato, voglio dire, con piccoli consigli, con segnalazioni, ma il gruppo di lavoro, direi, ecco, è stato di contagio, è stato questo, ed è veramente un gruppo che mi resterà sicuramente nel cuore. Direi che per passare adesso a presentare i nostri ospiti, i linguaggi che io avrei voluto e volevo presenti in questa presentazione sono questi: uno storico dell'arte, ed ecco perché ho pensato di rivolgermi a Don Paolo Barbisan, che a Castelfranco conoscerete benissimo. Tra l'altro mi piace dirlo, accennarlo magari solo brevemente, ma poi questa mostra è stata l'occasione di un confronto importantissimo per me, non soltanto dal punto di vista professionale, e che quindi, voi sapete, è il direttore dell'ufficio diocesano per i beni culturali e l'arte sacra. Poi volevo il linguaggio di uno scrittore, ed ecco perché ho chiesto a Paolo Malaguti di venire anche lui questa sera, e poi naturalmente uno sguardo di uno storico della cultura, nello specifico, come Alessandro Arcangeli dell'Università di Verona, che si occupa proprio appunto di storia della cultura, si è occupato adesso proprio oggi mi ha consegnato un suo nuovo libro, Sensibilità moderne,
curato da Alessandro Arcangeli e Tiziana Plebani, che pure è qui presente, storie di affetti, passioni e sensi, secoli XV-XVIII, e che anche si è occupato proprio di storia, se non della medicina, dell'igiene, quindi era proprio la persona giusta per parlare di questo libro. Dunque, ciò detto, prima di andare nell'ordine, farei parlare prima Alessandro, poi Don Paolo e infine Paolo Malaguti. Chiederei a Luca di dare un altro contributo video, in modo tale da avvicinare chi non avesse visto un po' la mostra al processo con cui è stata creata. E così, dopo il tempo della ricerca, è arrivato il tempo del comporre. Le idee, le immagini, i testi, le parole, i suoni si sono affiancati ai documenti, assieme ai colori, in una forma contemporanea. Un magma vivo di contenuti e linguaggi ha trovato espressione in un tema visivo dove il viola e il verde, come il passato e il presente, si contaminano. Il patrimonio dei documenti d'archivio prende così nuova vita. Ecco, questo era il punto. Avete visto che il materiale principe di questa esposizione era materiale, non l'ho detto, archivistico, perché a Castelfranco abbiamo un archivio storico che è un tesoro veramente, non vorrei dire inesauribile perché sarebbe forse banale, ma qualitativamente spettacolare e quantitativamente cospicuo. Ecco, mi sembrano termini sufficientemente freddi per nascondere quanto io vibri per questo nostro archivio. Ciò detto, passerei veramente ora la parola ad Alessandro Arcangeli, che ci dirà qualcosa, insomma, quello che gli è sembrato di questo libro. Ecco, io non avevo avuto l'occasione di visitare la mostra, per cui il libro è stato veramente una scoperta, oltre alla spettacolare, ecco, forma grafica. Naturalmente i contenuti mi hanno colpito molto in quanto storico e in quanto cittadino, diciamo. Il richiamo fra passato e presente che è già stato evocato è straordinario, e naturalmente la ricerca d'archivio è andata a cercare documenti di testi del passato, in particolare le due più gravi nella nostra zona, come sono quella del 1575-76 e quella del 1630-31. Da veronese poi ho scoperto che i veronesi erano banditi da Castelfranco nel 1630, anche perché Verona, essendo vicina, come ricorderete, dalla peste manzoniana, dal focolaio di Mantova, ha perso 2/3 della popolazione, quindi effettivamente era una zona piuttosto pericolosa. Ma i richiami che la ricerca di Matteo e dei suoi collaboratori ha trovato nelle carte d'archivio sono straordinari, e poi, diciamo, è brillante la maniera in cui
sono stati fatti, perché non c'è nessuna forzatura, i documenti qui sono tutti antichi, però i titoli sono lockdown, autocertificazione, furbetti, fake news, e quindi c'è la capacità di cogliere una serie di realtà sociali e di pratiche anche istituzionali allora e oggi che presentano delle fortissime connessioni. Poi naturalmente ci si aggiunge la scrittura, ecco, il richiamo dell'introduzione alle rondini, il cui comportamento era eccezionale quando la città era deserta, e alcune parole chiave che sono quelle che mi hanno più colpito. Fra le parole chiave che l'introduzione richiama come più significative, potrei dire due parole su una che mi pare centrale, è il concetto di compassione che Matteo segnala, si trova nelle carte, nella documentazione storica, che accenna con un po' di cautela, che può riguardare anche i rapporti fra noi e gli uomini e le donne di qualche secolo fa, ma che è un tema centrale anche della ricerca storica, che più recentemente ha indagato la storia medica dell'umanità da questo punto di vista, per fare delle scoperte anche abbastanza innovative rispetto a come ci rappresentiamo il passato tragico delle epidemie. Faccio riferimento per esempio al libro di uno storico britannico, Sam Cohn, che risale al 2018, Epidemics, sottotitolo Odio e compassione dalla peste di Atene all'AIDS. Ecco, il Covid non c'era ancora. È un libro che ambizioso nel cercare di ricostruire proprio le reazioni, i sentimenti, le maniere in cui i rapporti interpersonali e gli interventi istituzionali hanno operato in una varietà di contesti storici, arrivando appunto anche poi ripetutamente con insistenza a diverse esplosioni di colera nell'Ottocento e alla spagnola e l'AIDS. Ma il filo conduttore delle sue analisi è che non è vero quello che in genere non è documentato quello che in genere si immagina di questo passato, che sia stato all'insegna della litigiosità e della incattivirsi dei rapporti personali in momenti di difficoltà. Secondo Cohn, al contrario, in queste situazioni si libera proprio l'empatia, i rapporti di solidarietà fra gli uomini e le donne che sono colpiti da questa sciagura. L'unico caso in cui lui trova che veramente sia abbastanza documentato che le madri abbandonano i figli, i mariti e così via, che sia un fuggi e un chi si salvi chi può, è il 1350. Sembrerebbe un'eccezione, un disastro che sconvolge e sbriciola le relazioni sociali. Ma per il resto, in tutta una serie di contesti, fino ad arrivare agli ultimi, fino ad arrivare per l'appunto all'ultimo che lui considera che è l'AIDS, la sua chiave di lettura è a rovescio. E il tema del contagio e della compassione era anche in una ricerca che è stata svolta in forma collettiva e interdisciplinare a Parigi, in uno degli istituti più illustri e innovativi, ecco, dell'Accademia parigina, che è l'École des études en sciences sociales. Lì loro avevano programmato un'attività seminariale che l'avevano programmata prima, l'hanno dovuta sospendere a causa del lockdown, però poi hanno messo insieme questo libro che si intitola De la Contagion, e ha anche una traduzione americana per i tipi del Massachusetts Institute of Technology, e dà la forma divertente, come il nostro libro, di un dizionario con voci in cui il concetto di contagio è esplorato da tutta una serie di punti di vista, anche più traslati, anche in termini di contagio di idee e quant'altro. E quindi
Si cerca anche qui, pur nella diversità dei contesti storici e degli argomenti di cui si tratta, di capire in quale misura questa possa essere una categoria che aiuta a spiegare determinati fenomeni sociali piuttosto che altri. Una delle due curatrici, Béatrice de Laurenti, è una medievista che è specialista di temi abbastanza oscuri. La sua tesi di dottorato aveva al centro il concetto di compassio, di compassione, ma in un senso molto particolare letterale, etimologico, il patire assieme, e i testi medievali che Beatrice ha studiato sono i commenti a un problema di Aristotele che si domanda come mai sia contagioso lo sbadiglio. un tema curioso, e che pure poneva per la filosofia naturale antica e medievale un problema di comprensione, perché nella maniera in cui loro spiegavano normalmente i fenomeni naturali, l'azione a distanza non era prevista. E quindi come sia che se sbadiglia uno smette di sbadigliare tutti gli altri, era un'occasione su cui insomma, Pietro D'Abano e una serie di altri intellettuali del Trecento lavorano con una certa insistenza, perché serve a loro come caso di studio per scoprire qualcosa di più ampio sulle dinamiche dei fenomeni naturali. Ecco, questo per dire che le connessioni con temi e questioni sono tantissime, però mi è piaciuto anche nell'introduzione, fra le altre cose, questa sottolineatura del tema della compassione, perché mi pare che sia al centro del modo in cui in queste esperienze, anche la nostra recente, l'evoluzione dei rapporti personali può nelle tragedie anche conoscere delle occasioni per uno slancio. Poi abbiamo visto anche tanti fenomeni negativi, anche tante precipitazioni di rapporti personali di altra natura, però mi pare che questo sia, per dar ragione a Kohn, anche in qualche modo il segno principale che questa dura esperienza di questi anni ha lasciato in tutti noi. Grazie Alessandro Arcangeli. Il tema appunto della compassione era uno dei temi chiave, o meglio delle attitudini chiave che noi abbiamo cercato di tenere presente, cioè di aver sempre presente che quando ti occupi di cose che stanno in quelle carte lì, ti occupi di persone morte, e che quindi sono in stati, hanno vissuto delle vite, hanno avuto delle relazioni, dei figli, delle cose, e questa è la cosa, se ne parlava, vero Paolo, anche a Feltre, questa cosa, è quella che fa un po' la differenza in un buon rapporto con le cose andate, è proprio la compassione, cioè è avere quell'atteggiamento che non è un atteggiamento aggressivo o che tratti quelle persone lì alla stregua di, come si può dire, figurine in mano nostra, perché noi se ne possa disporre per farne ciò che vogliamo, per piegarle alle nostre intenzioni argomentative o alle nostre esigenze scenografiche, ma per trattarle con il massimo rispetto alla loro dimensione di persone. Questo è un tema che abbiamo sempre cercato di tenere vivo in Contagio. In Contagio, per venire poi adesso a passare la parola a Don Paolo Barbisan, c'è un'attenzione sistematica per le immagini. Da un lato è stato il frutto di una intenzione che fin dall'inizio avevamo, perché la mostra si è svolta presso il museo Casa Giorgione, e Giorgione, come sapete, è morto di peste nel 1510, adesso potremmo anche dire 27 settembre, però qualcuno dice ni, qualcuno dice no, io dico sì, e quindi il rapporto con l'immagine, con il dato iconografico per noi era fondamentale. Poi a questo c'è un altro dato, io mi ricordo quando è venuto Giulio Favotto da me all'inizio di questa dell'ideazione di questa mostra, e si diceva anche l'immagine del presente deve finire dentro questa mostra, e poi abbiamo voluto farla finire anche dentro il libro, ma di questo parleremo dopo.
Le immagini è l'altro grande linguaggio che noi abbiamo messo nel libro, e sono le immagini di che cosa? Dei documenti. Abbiamo voluto che ci fossero i documenti riprodotti con foto, ancora da Giulio Favotto, buonissima risoluzione, perché rappresentassero quello che è anche l'elemento estetico, in un certo qual modo, del documento, l'impatto che la visione di un documento fa su chi lo legge. E poi le immagini naturalmente di opere d'arte che ci raccontano la peste. Don Paolo, grazie per essere qui. Grazie a voi. Innanzitutto lasciatemi fare un plauso per l'oggetto. L'oggetto è veramente di grande impatto estetico e veramente studiato e molto raffinato, mi viene da dire. Volevo un po' connettermi con il tema della compassione, perché questo guardare la storia non attraverso i numeri e le statistiche, non so, ma attraverso proprio l'idea che dietro ci sono delle persone, mi fa pensare proprio che questo libro utilizza un aspetto interessante, che è quello di essere un libro di comunità. Ecco, un libro che racconta una storia di comunità. E sempre di più credo che se noi facciamo delle operazioni di tipo culturale, devono avere sempre dentro questo aspetto di comunità. È sempre scivoloso, è sempre difficile lavorarci su queste cose, però bisogna correre il rischio. Anche perché tutte queste carte che hai fatto riprodurre, questi dipinti, eccetera, esistono perché dietro c'è una comunità. La Convenzione di Faro ci parla di un concetto importantissimo, no? Che è il concetto di comunità patrimoniale. Il nostro patrimonio storico-artistico, archivistico, librario ha senso se dietro c'è una comunità che ne trae senso e significato. Il patrimonio scivola via nel momento in cui non c'è questo. Quindi agganciare il patrimonio alla comunità è quanto mai indispensabile oggi, secondo me. E quindi l'operazione, secondo me, riesce, anche da un punto di vista, mi viene da dire, di creazione di questa esposizione e di questo libro, che è una messa in carta appunto dell'esposizione. Avete saputo fare un'esperienza di comunità. Avete messo insieme dipinti che provengono dalle collezioni del Duomo, avete messo insieme documenti che vengono dall'archivio pubblico, quindi avete fatto un'operazione, si direbbe, di MAB oggi, Museo, Archivio e Biblioteca, cioè questi tre istituti culturali che lavorano insieme per dare significati nuovi. E poi avete lavorato sulle immagini, una galleria pestilenziale, iconografica pestilenziale, interessante, nella quale si vede anche una certa evoluzione del tema della peste, no? Interessante che si parta da due grandi figure di santi taumaturghi, no? Che imperversano dal 300 in poi, che sono San Sebastiano e la sua evoluzione, che è San Rocco di Montpellier. Sebastiano, figura tardo-antica della legione tebea, uomo che ci mostra una interpretazione della peste, una configurazione della peste. Sebastiano è legato solitamente ad un albero, è fermo e statico, e la peste lo raggiunge diciamo da un punto di vista simbolico attraverso tutte queste frecce che giungono sul suo corpo e lo disseminano di ferite, appunto, quasi a ricordare il fatto che la peste non si sa da dove viene, non si sa da dove va, e soprattutto è intesa come un castigo divino, fondamentalmente. La peste nella tardo antichità, ma anche per tutto il Medioevo, e anche dopo, appunto, lo vediamo dalle carte, è una sorta di punizione per i peccati degli uomini. Però già in Rocco di Montpellier mi viene da dire che c'è in questo ambito iconografico un passaggio. Ecco, Rocco mostra innanzitutto il bubbone della peste, quindi ci dà una interpretazione quasi, come potremmo dire,
quasi ormai da medico, no? Cioè un medico che quasi la raffigura, no? E poi però Rocco è anche un uomo del cammino, invece non è statico come San Sebastiano, è un homo viator, come tutti, come l'uomo medievale è un uomo che attraverso il cammino scopre Dio, e però cade anche all'interno di situazioni difficili, come quella proprio della peste. È per questo che il suo vestito è sempre quello del pellegrino, con il petaso, col tabarrino, con il bordone e con i segni appunto del pellegrinaggio. Ma poi c'è anche un altro aspetto, no? Che Rocco diventa guaritore di peste perché è passato attraverso la peste. E quindi anche questo è un aspetto, no? Colui che passa attraverso il male che poi diventa guaritore. Anche questo è un aspetto anche un po' che ha delle dimensioni cristologiche, se pensate, nel sacrificio di Cristo che diventa poi segno di resurrezione. Ecco, in queste due figure noi vediamo, in effetti potremmo dire che Rocco di Montpellier a un certo punto soppianta la figura un po' mitica di Sebastiano. Nel periodo successivo, se notate, anche la paletta della peste della chiesa di Santa Caterina di Padova che ho alle spalle, ecco, che è di un pittore castellano, Pietro Damini, morto di peste nel 1631 a Padova, ecco, ci mostra esattamente poi una sorta di evoluzione. Se i santi i santi taumaturghi parlavano con il loro corpo dell'aspetto della peste e anche delle possibili, come dire, risoluzioni al problema, qui invece in epoca di Controriforma vedete che si va verso un'altra idea. Il santo diventa l'intercessore e questo è un po', se volete, un portato anche in chiave antiprotestante, chiaramente, no? Il santo è colui che ci può liberare da un flagello che viene dall'alto. Interessante, guardate sempre come viene rappresentato Cristo in queste occasioni, viene rappresentato nudo con il mantello scarlatto ed è esattamente l'iconografia del momento precedente alla passione, dell'uomo dei dolori che ben conosce il patire, dice la scrittura, no? Quindi c'è una sorta di identificazione, no? Anche di colui che soffre con la divinità, per arrivare poi all'interno di queste pale però a fare dei grandi paesaggi, spesso a volo d'uccello, che ci mostrano città devastate, ci mostrano lazzaretti improvvisati fuori dalle città, con queste tende, vedete, dove l'attività concentrazionaria, diciamo, del lazzaretto si svolgeva e che ci portano anche a vedere, per esempio, dei paesaggi devastati, come nella straordinaria pala della peste del Duomo di Este di Tiepolo, dove appunto Santa Tecla chiede la liberazione della peste e la peste viene scacciata. Ecco. Se posso dire un'altra cosa finale proprio, questo libro l'ho letto con interesse e credo che ci insegni alcune cose perché io credo che se dobbiamo fare operazioni culturali o le facciamo così o non le facciamo, è meglio che non le facciamo nemmeno in Italia, dove tiriamo dentro tre temi, secondo me. Il tema sia per i beni culturali, permettetemi, sia per quando si affrontano temi come questi, no? Ecco, intanto nelle nostre operazioni culturali ci sia un po' più di comunità, e l'ho già detto prima. La comunità è colei che deve trarre senso e significato da operazioni come queste. Una cultura, operazioni culturali impegnate, io credo di sì, si deve andare verso questo. Secondo aspetto, l'aspetto della cura
Qui potremmo dire che la cura parte addirittura dall'oggetto e va a finire poi nel significato stesso della parola, no? Cura in latino significa anche preoccupazione, assunzione. Ecco, prima qualcuno ha detto abbiamo superato, no? Ha detto abbiamo superato, no? Il tema della pandemia. Io spero che non lo abbiamo superato, io spero che lo abbiamo assunto come una preoccupazione buona, una cura nei confronti, che si sprigiona anche nei confronti degli altri e delle cose che abbiamo intorno, anche del creato e del pianeta. Ecco, cura, comunità, e uso una parola un po' così, faccio un po' il furbetto e dico contaminazione. Contaminazione è la terza parola secondo me interessante. Ecco, l'operazione di contagio è un'operazione contaminata, nel senso che siamo riusciti a contaminare varie sensibilità, ecco, siamo riusciti a contaminare anche varie specialità. Questo libro ha la caratteristica di poter essere letto a vari livelli, è multilevel, e questo è anche un altro aspetto interessante. E il continuare, ecco, a fare erudizione per pochi, che ormai sono con un piede nella fossa, meglio che le lasciamo perdere, e che andiamo verso una divulgazione, non mi piace la parola, direi più diffusione della cultura, del sapere, che abbracci e sia inclusiva al massimo. Grazie. Ecco, sì, quindi vedete che adesso poi avevo abbassato il volume, quindi ecco, dicevo, giustamente Don Paolo le chiamava la natura MAB di questo progetto, che è un po' quello che in questi ultimi anni stiamo cercando di mettere in luce, no? Abbiamo la fortuna che, non so, forse per un frutto di eterogenesi dei fini quasi vorrei dire, ma abbiamo queste tre strutture che sono la biblioteca, il museo e l'archivio, che possono dialogare agilmente tra di loro, no? E quindi questo libro nasce proprio dal convergere proprio di queste tre risorse che abbiamo a disposizione a Castelfranco, no? Quindi un bellissimo archivio, un museo, una biblioteca solida e con una forte tradizione, una forte struttura anche, ecco. Quindi l'altro tema poi che ci siamo noi posti costruendo la mostra e poi mettendola sul libro era quello di come raccontare quello che vedevamo. Una scelta era questa, mantenerci il più aderenti possibile alle cose come venivano fuori e dare il senso della profluvie. Ne parlavamo spesso con Enrico Gatto quando si diceva come le raccontiamo questa storia, cioè abbiamo 100, 230 documenti che ci parlano di cose, o li facciamo andare loro oppure bisognava trovare una chiave, e questa chiave è venuta fuori man mano che mettevamo appunto etichette su questi documenti, no? Dire questo come lo rubrichiamo? Bah, questo è una forma di monitoraggio, sì, monitoraggio. E poi via via sono venute fuori tutte le altre cose, ma non perché noi abbiamo importato forzatamente un linguaggio della contemporaneità nelle cose, ma perché dalle cose venivano fuori queste morfologie, queste dinamiche, queste strutture, e noi abbiamo avuto modo quindi di raccontarla così, la mostra, usando un po' il lemma, prendendo la parola, esponendola nella sua proprio significato da vocabolario, dizionario, richiamare poi i classici, li chiamavamo come, adesso mi sono anche dimenticato, i pestigrafi, forse li chiamavamo ironicamente i pestigrafi, tutta scrittori letterati che nei secoli si sono occupati della peste, inserire anche quella voce lì e quindi cercare una narrazione il più MAB possibile. Ecco, quindi adesso ho molto piacere che Paolo Maraguti abbia accettato il nostro invito di venire qui, e così sono molto curioso di capire come gli è sembrato avere in mano un libro fatto così. No, grazie e buonasera a tutti. Sì, no, quando Matteo mi ha posto questo invito,
l'ho accettato molto volentieri, scherzando ma neanche tanto, ho detto è perché vuole evitare l'accumulo di cariche, ma poteva tranquillamente parlare anche da scrittore meglio di me, però sono stato contento per una serie di ragioni che adesso provo a condividere con voi. La prima è stata una non so quanto singolare coincidenza, pur nella diversità degli itinerari e nella diversità enorme dei prodotti finali. Cioè capita che durante il secondo lockdown, complice anche il tanto tempo libero, sento l'esigenza di provare a fare qualcosa di scritto su quello che sta capitando, di qualcosa di narrativo. Ma automaticamente, senza nemmeno pensarci, ho detto ma non posso e non riesco a scrivere di quello che mi sta capitando oggi. Quindi per provare a raccontare quello che mi sta capitando oggi ho iniziato a costruirmi una bibliografia sulla peste del 1628-1630 a Venezia, partendo dal bel catalogo della Marsilio per la mostra, credo per in realtà i 400 anni della peste nel 1575 forse, e insomma studiando. E poi scopro, strada facendo, che altri, ovviamente a un livello ben superiore, hanno avuto, credo, la stessa esigenza o la stessa intuizione, cioè che noi non siamo bravi narratori del nostro presente, che finché siamo calati nel presente siamo assolutamente incapaci di trovare un senso a quello che ci capita. Siamo nel divenire, siamo nella tempesta, oltretutto c'è una questione di prospettiva, no? La nostra è una prospettiva mobile, quindi come possiamo essere dei protagonisti interessanti da un punto di vista narrativo che ogni giorno cambiamo contesto, facciamo un passo in più che magari contraddice quelli precedenti, insomma non siamo capaci. E quindi ecco, io ho trovato non una risposta, però ho trovato davvero confortevole, rassicurante leggere a casa mia da solo quei libri che raccontavano la peste del Seicento, esattamente come ho trovato rassicurante, interessante, emozionante leggere questo, che è un testo narrativo a mio avviso, testo narrativo. Ognuno di noi può fare tanti aneddoti. Io di solito per spiegare questa cosa ai miei studenti racconto di quando l'11 settembre 2001 stavo studiando per un esame all'università, è capitata sta cosa, ho capito che era grave, ma non ho mica capito molto altro. Con voi condivido un ricordo a cui sono più affezionato. Quando mio nonno materno era in vena buona, era un problema perché iniziava a pontificare e pontificava sulla sua resistenza. Era stato partigiano bianco, almeno questa era la sua narrazione, e partiva a dire no perché l'8 settembre che avevo capito sta roba qua, ora goccia ma quello che ha detto questo, e la scena si completa con mia nonna alle sue spalle, me la figuro ai fornelli, che dopo un po' inizia a scuotere la testa in silenzio e resta in silenzio per un po', dopodiché sbotta dicendo ma cosa ha avuto per capire, non te capivo niente, te si sta nascosto 2 mesi in un paiaro e avanti così, e lì si partiva. Però era un po' il senso di, cioè chi aveva ragione? Io credo mia nonna, nel senso difficile capire quello che sta succedendo. Lì molti hanno agito sull'onda di casualità, di amicizie, di contatti, probabilmente anche poi di convinzioni, ma supportate da come si sono trovati nel frangente. Ecco, quindi secondo me il valore che io ho trovato più bello, più profondo di questo libro è proprio che ci permette di dare solidità a un'esperienza che abbiamo attraversato tutti, radicandola con dei testi, dei documenti, delle immagini che hanno a che fare con noi più di quanto possiamo credere. Qui dicevo che è un testo narrativo, effettivamente segue l'epidemia, ha un testo, ha un senso narrativo, perché c'è un incipit, c'è un'evoluzione e poi si spera ci sia una fine. E su questo poi torno. Qui il testo appunto si sviluppa così, racconta le avvisaglie, racconta le prime precauzioni, racconta l'esplosione, racconta poi l'epilogo, con i timori residui, con quello che forse poi si temeva potesse continuare. E qui c'è un apparente problema, perché uno può obiettare, vabbè, ma nel presente ci sei tu, è tutto a disposizione, nel presente tu non hai quella lacuna che il dato storico inevitabilmente ti pone di fronte. Ecco, a mio avviso
questo è un problema falso. Primo, perché quando noi raccontiamo noi stessi automaticamente ci censuriamo, automaticamente selezioniamo delle informazioni su di noi, altre le dimentichiamo, costruiamo un ordine. Se ognuno di noi dovesse scrivere la propria autobiografia, non scriverebbe tutto, farebbe delle cernite ben precise. Ecco, la storia un po' fa questo, e lo fa a volte con una ratio. Cioè a volte ci sono dei testi qui dentro che erano importanti e sono sopravvissuti perché erano importanti, dovevano sopravvivere. Altre volte, a un certo momento, i curatori hanno anche portato l'immagine di un raschietto per cancellare le pergamene, altre volte i testi scompaiono, o altre volte restano dei testi che non capisci perché sono rimasti. Ecco, questo a mio avviso è enormemente narrativo, perché chi scrive o chi ama leggere, insomma, sa che è bello quando l'itinerario ti pone un ostacolo, è bello quando l'itinerario ti presenta un buco, perché lì devi saltare. E lì l'inventore di storie azzarda un senso. E quindi è bello, ad esempio, io ho trovato emozionante, a un certo momento c'è un catalogo di morti del Settecento, è stata richiesta una ricerca, si sospettava una pestilenza, un conteggio di morti, e c'è questo elenco nudo di nomi e di anni e di cause della morte, e trovi Cecilia Lando di 5 anni morta di spasimo, e trovi Angela Fasan, e trovi Andrea Zanon di 9 anni. Quindi siamo proprio di fronte alla storia, come diceva Matteo, che si fa carne e sangue, si fa quindi meritevole di rispetto, meritevole di attenzione e quasi di affetto. Ed è in queste improvvise zoomate, no, del dato storico che io credo si trovi tutta la forza e la sostanza, anche per chi non ama magari la storia o per chi è profano. Secondo aspetto, quello delle parole. Qui è stata fatta appunto una scelta, diciamo, anche necessaria, visto il materiale con cui ci si confrontava, una scelta di documentazioni d'archivio. Testi scritti, parole. Noi siamo frutto di un'educazione linguistica, siamo frutto di un'eredità di linguaggio. E anche qui trovo affascinante vedere come constatare quanto a volte il linguaggio ci porti un'eredità di storia più profonda di quanto ci aspettiamo. Qui l'ho ritrovato, l'avevo trovato già nella ricerca che vi facevo cenno. Io ho trovato 2 tracce della mia lingua familiare che non sospettavo avessero questa profondità. La prima, il primo mestiere che io da piccola, dopo ho capito che forse volevo fare l'archeologo, però nell'ignoranza non sapevo cosa fosse l'archeologia, mi piaceva scavar buche e dicevo, quando voglio fare da grande voglio fare il becchino. Volevo fare il becchino. E quando lo dicevo a mio nonno, diceva, va là, te voglio fare il pissegamorti. E il pissegamorti, o pizzegamorti, era proprio un incarico che la Serenissima aveva creato per far fronte al sovrabbondare di cadaveri, e a volte venivano reclutati anche tra i carcerati oppure tra, insomma, gli ultimi così disperati. Noi lo conosciamo nella versione del turpe monatto manzoniano, ma insomma il pissegamorti è l'equivalente. E prima traccia, mio nonno non aveva studiato, però Becchino nella bassa padovana si diceva fino agli anni 80 pissegamorti. Seconda cosa, per descrivere i gradi di bruttezza, mia nonna usava una serie di parole, quasi al massimo c'era te sei brutto come il Pecà, però poi c'era un livello ulteriore, te sei proprio un cauterio. Ecco, il cauterio scopro che era quel ferro che arroventato serviva per forare, per incidere i bubboni della peste. E quindi io mi domando quanto a fondo nell'immaginario di una comunità ha inciso la peste, se a distanza di secoli in una famiglia senza istruzione erano rimasti il pissegamorti e il cauterio. E questo qui è una traccia di quanto le parole, e qui ce ne sono tante, possano parlarci. Chiudo con quest'ultima riflessione. C'è un aspetto che all'inizio sembra un errore grafico e in realtà poi ha un senso. Dentro troverete una custodia di plastica che contiene una serie di foglietti sparsi che presentano delle immagini
più o meno drammatiche, ma comunque le abbiamo viste tutte e vissute tutti, legate alla pandemia. All'inizio, devo dire la verità, non ho capito perché, non sapevo nemmeno bene come metterle. Poi io mi sono dato questa spiegazione che è più o meno coerente a quello che ho provato a condividere con voi, cioè la storia ci permette di rilegare, di costruire un itinerario, il presente è frammentario, il presente ha bisogno di essere preso, girato, perché non si lascia afferrare bene. Se viene invece incardinato in un ragionamento storico, acquista solidità. Non so se l'ho letta giusta, mi piaceva molto. Proprio su questo faccio l'ultima riflessione. C'è una cosa che io invidio molto a quella generazione lì. L'essere stato in grado di dire chiaro e forte una parola fine. Qui viene raccontato come alla fine o la presunta fine della pestilenza a Castelfranco si stabilì che si facesse una solenne processione fino al monastero di Sant'Antonio, fino alla pala di San Rocco e così via. A Venezia si fece nel 75 il Redentore, nel 630 la Salute, insomma segni evidenti di un ringraziamento collettivo. Ecco, queste cose ad oggi non ci sono state nel nostro presente post-pandemico, come se non abbiamo avuto la capacità o la voglia o gli strumenti per dire tutti assieme, ok, magari non è finita, ma noi oggi siamo arrivati qui e assieme diciamo che questo ce lo siamo lasciati alle spalle, che resta con noi ma fa parte della nostra storia. E questo lo trovo un po' impoverente dei nostri valori rispetto a quelli che qui sono molto ben raccontati. Grazie. Ecco, grazie Paolo, assolutamente il tema, vedete noi abbiamo anche qui giocato un po' con, lì c'è una fotografia attaccata con il nastro isolante verde, che era quello che era successo proprio nella mostra e che nel libro abbiamo cercato di illustrare con questi elementi mobili che vanno inseriti nel libro, sono immagini della contemporaneità che vanno dentro l'ossatura del racconto storico strutturato per Lemmy. Immagini forti che ci parlano di cose che sono diventate per noi, cosa vuol dire, degli standard memoriali che ci porteremo avanti appunto nella memoria. Quindi l'idea di inserirli era proprio quella. A proposito poi del mi offri un destro, tac, di parole emerse. Luca, se vediamo i talk, cioè ecco, durante la mostra abbiamo organizzato 7 talk, ovviamente all'inizio in maniera esclusivamente, ecco, c'è stata Chiara Frugoni che poi adesso non è più tra noi. Abbiamo avuto tanti veramente ospiti, Sabrina Minuzzi, Sergio, c'è stato poi Sergio Givone. Ecco, Sergio Givone, no, diceva faceva questo ragionamento qua del fatto, lui credo che abbia delle origini piemontesi e che viveva in un paese che per la collocazione su un crocevia eccetera era particolarmente esposto alle epidemie di peste e che ogni volta che ci fosse stata una peste lì stai certo che ci sarebbe stata. Lì in quel paese tuttora quando si dice qualcosa che suona un po' come mannaggia dicono Kuntaj, che è proprio la loro interiezione per dire, ecco, a proposito di parole che si radicano e che... Poi appunto dopo Sergio Givone abbiamo avuto altri ospiti ancora, Telmo Pievani che ci ha parlato di un approccio diciamo scientifico al racconto del Covid, poi se non ricordo male era stato Manlio Brusatin, ecco, Carlo Ginzburg, fatto questo ragionamento sui complotti eccetera, poi Manlio Brusatin in chiusura e Francesco Iori, un giornalista che è stato colpito dal Covid e aveva raccontato anche la sua esperienza personale. Quindi è stato proprio veramente un tentativo questi materiali sono stati caricati online, sono visibili sulla pagina YouTube del Biblioteca Museo Archivio Storico e quindi hanno aggiunto ulteriormente qualcosa alla nostra riflessione su quello che ci stava accadendo, perché il Contagio è stato un progetto che voleva anche aiutarci a riflettere su quello che stava accadendo.
quindi la proposta di questi talk è stata parte integrante del nostro lavoro. Allora, io direi così, una presentazione non deve essere troppo lunga. Poi io alle 18:30 devo andare a fare una visita guidata alla Beffa, di là, quindi che è la mostra che c'è di là in museo. Chi non l'ha vista basta attraversare la piazza e è lì. Avrete anche, credo, uno sconto, ovvero se venite voi questa sera, che siete stati qui, avete il biglietto ridottissimo, direi. Ecco, se no il biglietto è aumentato, esatto, assolutamente il biglietto è aumentato. No? Ecco, per dire questo, io volevo soltanto chiudere facendo vedere un ultimo contributo video che è la mostra allestita. A noi piace ricordarla e poi vi saluterò leggendo un pezzetto che credo riassuma, non ci siamo messi d'accordo per nulla su quello che ciascuno avrebbe inteso dire, ma che credo riassuma veramente bene le parole che ci siamo scambiati. Luca, grazie. Vi sono momenti in cui qualcosa del passato sembra riproporsi. Paure, reazioni, domande che sembravano sepolte sotto il peso dei secoli si sono risvegliate nella nostra quotidianità. Un confronto critico con il passato può dunque aiutarci a leggere qualche spicchio del presente? Siamo entrati per questo nell'archivio storico di Castelfranco Veneto. Vi abbiamo cercato le carte della peste e le abbiamo messe in dialogo con il nostro tempo. Oltre 90 inediti documenti d'archivio dal XVI al XVIII secolo, libri antichi, un suggestivo percorso iconografico e letterario, un linguaggio espositivo innovativo e originale nella cornice di un allestimento sui 3 piani del Museo Casa Giorgione. È la storia di Castelfranco, ma prima ancora la storia di ogni città che abbia conosciuto l'incubo della peste. Avete visto lì Tiepolo con la cacciata, con la cacciata della peste, che è esattamente quello che mi ha molto colpito, questo che ha detto in conclusione Paolo, cioè della mancanza di un rito, come si può dire, conclusivo. Veramente, che poi il rito conclusivo di Castelfranco è stato veramente poi un ritorno alla normalità, molto ironico anche, che è una buona chiave di lettura delle cose talora, no? Quando si decide di fare questa processione che dal Duomo parte e va verso appunto il convento di Sant'Antonio, subito iniziano le vecchie consuete liti tra la chiesa di dentro e la pieve per quale dei due rettori devono stare davanti nella processione, guidare la processione, e poi chi deve celebrare la messa lì, se quelli del convento di Sant'Antonio, i francescani, o se appunto, ecco. E quindi arriva poi il rettore a dire adesso basta però, questa cosa non va bene. E con un decreto ordina che, se non ricordo male, che sia appunto l'arciprete. Ecco. E quindi la chiesa di dentro. Allora, io adesso vi dicevo che avrei voluto leggere un pezzetto di questa, un pezzetto piccolo proprio, che fa capire ancora quello che per noi è stato fare questo lavoro. È stato veramente un'operazione che ci ha fatto sentire con mano che cosa significa anche conservare, cioè perché c'è questo investimento nella conservazione delle cose, nella conservazione dei documenti, nel loro restauro, nella loro cura quotidiana, perché tengono dentro queste cose. Questo riguarda i documenti d'archivio, riguarda
le opere d'arte che interpretano ed esprimono quello che i documenti alle volte in maniera inconsapevole tramandano, perché una delle cose interessanti è che questi documenti di archivio non nascono intenzionalmente per raccontarti una cosa, nascono per delle finalità funzionariali, per delle funzionalità molto, molto pratiche. E quindi ritorno a ringraziare veramente tutte le persone che in questo progetto, e sono state veramente tante, sono state con noi per portarlo a conclusione. Perciò dico giustamente che i ringraziamenti da fare per quanto riguarda l'impegnativo progetto Contagio sono davvero molti. In quanto curatore, la scelta più corretta mi pare quella di rinviare al colophon, l'ho detto anche prima, no? Nel quale sono citati dal primo all'ultimo quanti hanno dato il loro contributo scientifico, artistico, tecnico, logistico e organizzativo. Se qualcuno l'ho dimenticato è perché sono un po' in confusione. A loro va la più grande gratitudine. Aggiungo qui soltanto una considerazione. La validità di un'iniziativa culturale può essere misurata in tanti modi, con i numeri, con il rapporto investimento-risultati, con i riscontri della critica, con la visibilità conseguita. Si tende tuttavia a sottovalutare, in questa valutazione della performance, la capacità di una iniziativa di costruire reti di relazione che rafforzano la vita culturale di una comunità, mettendone a profitto le migliori e più originali risorse. Il progetto Contagio in questo ha indubbiamente fatto centro. Ecco, io adesso vi ringrazio ancora tutti voi per questa serata e grazie. E naturalmente la parte adesso, il libro è in fondo a destra. Grazie ancora a tutti e grazie ai nostri ospiti, grazie davvero per essere stati con noi.